Amici di Calcio 5 Live, andiamo a chiudere questa bellissima giornata con la categoria Juniores. Vedete già in campo Veneto e Piemonte. Cenno d'intesa con i due portieri, poi tra i due direttori di gara, fischietto in bocca, si comincia. Primo possesso del Veneto. Vediamo se con l'inserimento in campo di Jacopo Iardine a rivestire un ruolo difensivo. C'era la ripartenza perché c'è Guati, la suonata, fa fuori il portiere, Guati, 1-0 del Piemonte, lo ha chiamato Sandro, lui ha risposto così con un gol da campione. Di 4 minuti all'intervallo, Piemonte avanti 1-0. Questa è la terza partita che seguiamo, le precedenti due, attenzione la conclusione e arriva il pareggio di Vettore, il gol del capitano, ma che disattenzione difensiva del Piemonte. È occasione clamorosa, occasione non sfruttata dal Piemonte, qui Cazzin bravissimo nella giocata, però poi egoista, c'era Itria che lo accompagnava, c'era un 2 contro 1 per il Piemonte che si poteva sfruttare meglio. Itria, manca il pallone, allora Cerantola, 2-1 Veneto, la ribalta la squadra di Simone Zanella, il buco difensivo di Itria e poi il gol di Cerantola che nel primo tentativo ha preso il palo, nel secondo a porta vuota ha depositato in rete la palla del 2-1. La rincorsa di Guati che attende il fischio del direttore di gara. Eccolo il fischio, parte Guati che non sembra intenzionato a calciare, lo fa in un secondo momento e trova il gol, la doppietta di Guati che si prende l'applauso di tutto il pubblico di fede piemontese, 2-2. Itria, Guati, è tornato in campo Famì, ma se ne va Itria, attenzione a Itria, sotto le gambe di Feverati, il gol del numero 3, torna avanti il Piemonte, si è sbloccato anche Francesco Itria. Famì fa ragionare il Veneto, lascia il pallone, Guati, la tripletta del numero 9, il poker del Piemonte, l'esultanza lì ma viene allontanato da Varotto, poi ancora Feverati costretto a uscire. Guati, palla in mezzo, la conclusione, arriva il pokerissimo, il gol di Airola, 5-2 per il Piemonte. Itria, le finte del numero 3, vuole palla Guati che viene servito sulla sinistra, può puntare Famì, poi pallone verso Itria, un po' pigro Guati però, Cazzin, Guati, ancora lui e sono 4-6-2 Piemonte, la firma di Ibra Guati che però si riporta nella metà campo avversaria, a terra Vettore, non c'è nulla, Guati e poi Balaban blocca la sfera e fa ripartire i suoi. Cerantola per Vettore, spalla alla porta, si gira il capitano, palla in mezzo, grande chiusura di Itria che poi trova la rete del 7-2, il capolavoro di Itria, un mancino fantastico, il gol che chiude il match a 1:58 dal termine. Tende solamente la sirena, eccola la sirena, termina qui il match, il Piemonte asfalta 7-2 il Veneto con un grandissimo secondo tempo e conquista la semifinale 4-4 per la rappresentativa piemontese.